Una storia lunga 3 lustri. Parliamo di Terna e del suo progetto che da Belluno, passando per la provincia di Treviso, arriva a Venezia. Un progetto tra linee elettriche aeree e richieste di interramento su cui per anni si sono battuti agguerriti comitati spontanei di cittadini. Adesso un protocollo firmato da Terna e Regione Veneto la impegna a valutare caso per caso, confrontandosi con le amministrazioni locali, possibilità e opportunità, una prospettiva che induce a sperare in importanti modifiche del progetto che va considerato nella sua interezza. Da bellunese le dico che io mi augurerei che interrasse ovunque, perché ovunque credo che si debbano conciliare le esigenze di un territorio straordinario con l'esigenza anche di dare energia all'universo mondo. Credo però che gli amministratori e le amministrazioni locali siano poi loro le protagoniste anche di queste richieste e credo che poi la rinnovata sensibilità di Terna su questi temi sia un buon viatico per riuscire a fare un bel lavoro in provincia di Belluno, ma non solo. Ci sono nodi evidenti come Limana, Pieve di Soligo, il Pago del Montello e Scorzè, ma saranno poi le singole realtà coordinate dalla Regione Veneto a discutere il da farsi, fermo restando che il passare da linee aeree a interramento non richiederà nuove valutazioni di impatto ambientale. Ce ne sono tantini di punti critici, penso a Limana, penso all'area vicino alle scuole, penso all'area di Scorzè, insomma qualche punto critico c'è, ma anche la ferma volontà di dimostrare come si possa fare in maniera alternativa da parte del gruppo di lavoro, ma anche quella di Terna, di cercare di capire che questo è un territorio straordinario e che va tutelato anche alla luce del fatto che è un patrimonio dell'umanità e che quindi tale dobbiamo continuare a considerare.